Ciao e benvenuti al 53esimo episodio. Ci eravamo lasciati nel bel mezzo della guerra contro Inghilterra e Austria che stiamo vincendo eh, in maniera decisa. Qui ci sono alcune navi nemiche che sperano di fuggire. Non fatevele sfuggire. Speriamo non se le faccia sfuggire. Ma sono solo due navi. Abbiamo da fronteggiare questa ribellione. E questo episodio sarà accompagnato dalla musica di Bach. Va bene, potremmo già iniziare. Dovremo finire queste colonie sperando che producano soprattutto questi beni che noi preferiamo, cioè il cacao, che è un bene molto prezioso. Qui i portoghesi stanno per finire la loro colonia. Vabbè, produce grano, ma non c'è niente di grave in tutto ciò. Spero invece che magari gli spagnoli non facciano in tempo qua, in modo che una volta iniziata la guerra, che non potrà mancare contro di loro, potremo prendere le colonie subito. Allora, quante colonie abbiamo al momento? Penso che ne abbiamo già 5. Sì. Quindi potrebbe anche essere un po' problematico in effetti. Dov'è la quinta? Sì. Non abbiamo in effetti molta possibilità di... C'è rischio di volta? Come mai? Strano. Siamo un po'... abbiamo rischi di volta un po' ovunque. Non me ne ero accorto. Siamo un po'... non siamo messi benissimo, insomma. Speriamo di concludere presto qua. Allora... sì. Possiamo quindi proseguire. Ho deciso di prendere questa provincia, anche se ciò, sì, potrebbe comportare un po' di danni relazionali. Vediamo un po', succedono sempre un bel po' di cose. Offerte di pace. E tu credi che noi potremmo accettare una richiesta del genere? Naturalmente questa volta non sbaglieremo con gli Irochi perché vogliamo mantenere la crociata. Dovremmo anche annettere il Marocco, ma dovremo anche qui aspettare la fine di tutte queste guerre, quindi ci vorrà un bel po' di tempo. Io spero di finire gli assedi. Manteniamolo come ci chiedono. Spero che finiscano subito in modo da far pace il prima possibile, dato che ci vorrà un po' di tempo per recuperare un bel po' di uomini, devo dire. Ecco, qui abbiamo già una vittoria. Vediamo cosa ne pensano. Ancora no, ma ormai è solo una questione minima. Che cavoli. Non so se mi convenga cambiare rivale. Tu restatene a Trento, bravo. Ecco, poi ci sono questi cardinali che è pressoché impossibile mantenere. Allora, questo papa è diabolico, eh? Si vuole sempre espandere. E qui noi... Io spero davvero che molto presto avremo il controllo di nuovo sulla Curia, perché è
abbastanza un problema non averlo. Abbiamo fabbricato la pretesa su Izmir, quindi iniziamo ad averne un po' di pretese. Qui stanno troppo perdendo gli ottomani, per i miei gusti. Soprattutto perché l'Ungheria ha questo maledetto malus sull'annessione alle sue province, quindi non ci voleva. Ma io direi comunque di continuare su questa strada. Fabbrichiamo questa pretesa. Comunque spero che non prenda troppe province, insomma, però è la conquista di Tarnovo, quindi immagino che finirà per fare tutte le conquiste che vuole. Vediamo un po' se riusciamo adesso a fare sta pace, perché... Ah no, dobbiamo aspettare comunque un attimo che torni il diplomatico. Allora, qui è arrivata la flotta? Sì, è arrivata, benissimo. Allora, dove sono i nostri super leader? Ah, bene, qui siamo sbarcati, mi stavo dimenticando. Allora, no, però non è mai una buona idea questa. Allora, andatemi ovunque. Potresti... Ok. Così dovremmo andare bene per fare tutti gli assedi. Allora, dov'è la nostra flotta? È qui. Eccola qua. Andiamo un po' a bloccare tutte le isolacce che ci sono qua. Perché gli spagnoli? Ma davvero abbiamo questo rischio di rivolta? Ah, è un po' sceso comunque. Costa il grano, costa d'oro. Ah, sono queste. Ecco. Perché per fortuna ci sono i nostri alleati qua, perché... E qui? Allora, a luglio dobbiamo dichiarare guerra. Io penso... Oh, siamo ricchi. Cavoli. Ci fanno sti embarghi. Non è proprio il massimo. Ma non possono farci molto a quanto pare. Quindi... Niente che... no, 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 no. Mio Dio, un'altra... No. Ok, questa non andava tanto bene. Allora, abbiamo detto che... Allora, vediamo se riusciamo a far pace, dai. No, non con l'Inghilterra, no, con l'Austria. No! Malefica. Allora, vediamo un po'. Però ci sarà un leader un po' più libero. No, non ci sono. Ma tu non hai capacità d'assedio, no? Ma fammi capire, tu non hai problemi, tu sì. Curioso. Ah, è nel nostro range. E questa no. Vabbè. Ormai la Svezia è una superpotenza. Vediamo un po' se riusciamo a finirla qua, perché non mi piacciono. Qui no. Dai che ce la si può fare. Ma no. Secondo me però magari c'è qualche evento in qualche altra regione. No. Dovremmo aspettare la fine del mese forse. Oppure questo assedio. 6 giorni. Beh, la fine del mese. Ma sì, di sicuro in breve comunque potremo farcela. Qui non ce l'hanno fatta. Qui ci sono i nativi. Qui hanno finito. Sta inutile
Vabbè. Vediamo un po'. Oh, bene, faranno finalmente sta maledetta pace. Direi che gli mando subito l'offerta. Vai. Non ho considerato la... non sembra un problema. Ok, no, dicevo... Non ho considerato la sovraestensione, ma pare che tutto sommato non sia peggiorata. Allora, qui siamo scesi sotto il limite. Va bene. Dove sarà la flotta inglese pronta a colpire? No. C'è anche quella... infatti, io immaginavo questo. Forse è più sicuro dividerle a metà queste flotte che non in altri modi. Come vedete, sembrano già pronti ad attaccare la nostra povera galea, ma l'hanno attaccata anche un po' troppo velocemente per i miei gusti. Vabbè, però le galee non mi servono, quindi... Allora, qui però dobbiamo sbrigarci adesso. Andiamo all'attacco in massa. Allora, qui non sappiamo bene che fine abbia fatto l'Inghilterra, però dovremmo, io credo, fare un po' di giri. No. Allora, fammi un bel giro completo e pattuglialo, perché tu cosa, cosa mi daresti simpatici? Un bel niente. E tu credi che ci accontenteremmo di un bel niente? Credi davvero che siamo così pazzi? Vediamo un po' di mettere a ferro e fuoco l'Irlanda. Allora, siamo quasi a luglio. Io direi che qua non possiamo attendere all'infinito. E quindi, anche se costa, potremmo prendere questo ingegnere militare, non lo so. È un po' una situazione al cavolo. Allora, vediamo un po'. Cosa possiamo fare col nostro diplomatico? Ciao Austria! Sappiamo che non ci vuoi così bene, ma fino al 3 giugno non possiamo migliorare nemmeno le relazioni, le miglioriamo con Savoia. Vabbè, non ci odia neanche troppo, considerato tutto ciò che abbiamo fatto. Allora, qui come va? Abbiamo perso conquista. Allora, vediamo un po'. Sembra che vinceremo. Sì, sono contadini, questo ci dà un grande vantaggio. Però non perdiamone troppi. Wow, distruzione completa, abbiamo guadagnato anche un po' di tradizione. Va bene. Allora, com'è la nostra sovraestensione? 60% ci sta. Allora, qualcuno pensava che l'Ienz producesse oro, invece produce ferro. Ma comunque può essere utile il ferro. Ma vale, sì, ha un discreto valore. Cosa vuoi tu? Annulleresti i trattati. Sei ricca, no? Perché se sei ricca io ti chiedo i soldi. Sì, forse non è bene accettare le proposte. Allora,
Vediamo un po'. Non sembra molto ricca. Dov'è Bretagna? Bretagna. Hai 23 ducati. Sì. Vabbè, sì, in effetti non me ne faccio un bel niente niente, però non accetto neanche la tua proposta. Io direi ti vado anche a bloccare Londra. Non so se sarà dentro il range, però. E potrebbe anche essere il buon momento di attaccare. No, non è vero. Boh. No, perché voglio prima recuperare tutti questi uomini morti. Quanti siete voi? Siete più del limite. Guardate qua. Abenaki. Allora, qui appunto c'è un po' di gente invece a cui possiamo sgraffignare un patrimonio. E lo dobbiamo sgraffignare noi perché sennò magari lo sgraffigna qualcun altro. Uh, Pony, Ottawa, Pima, Pecò, Pueblo. Mio Dio. Siete voi. Invece noi abbiamo... Vai. Insomma, noi dobbiamo sgraffignare costoro. Si era stabilito, no? Ok. E siamo anche sulla buona strada. Bene. Fantastico. Voi ci dareste già... Sì, cazzarola. Tutto quello che avete? No. Ah, vorreste tenervi qualche soldo, ma siete pazzi? Noi li vogliamo tutti. Poi ho notato una cosa, ecco, che mi stavo dimenticando, sarebbe fantastico perché da questo livello tecnologico in poi possiamo implementare il gold standard, cioè il riferimento dell'oro. Lasciamo che le altre nazioni basino i loro, le loro finanze come vogliono, però le nostre dovranno essere insomma dipendenti al valore durevole dell'oro puro e essere riconosciute in tutto il mondo come un mezzo affidabile di cambio. Sì, comunque prudente, vabbè, però non dà effetti negativi. Cambiare, insomma, fare questa riforma. Però ci serve un maestro della zecca che non abbiamo. Ci vuole proprio. Ci deve essere un po' di fortuna. Abbiamo bisogno di questo evento in modo da avere nuovi consiglieri. Ma ecco, voi tornate. Abbiamo altri eserciti dispersi? Non pare. Par di no. Oh, benissimo! Nicaragua produce cacao. Forse gli dei mi hanno ascoltato questa volta. Bene, allora, siamo a luglio. È tempo di fare una guerra. A Benaki? Che cavoli volete voi? Ok, qui siamo a 900 e qualcosa. Quant'è il nostro progresso mensile? 90 e qualcosa. 98. Cavoli, non ce la facciamo. Boh, non so se ce la facciamo. Ma forse sì. Allora, però sì, dobbiamo dichiarare guerra prima. Dipende un po' dalla fortuna, ancora una volta. 20? Beh, avranno ancora un mese, sti disgraziati. Allora, noi comunque iniziamo già a chiamare questo alla Savoia. No! Io lo sapevo. Maledizione. Abbiamo un generale da qualche parte.
Maledizione, non l'abbiamo nemmeno usato. Allora. Ah, proprio qui dove ci stavamo spostando, eh. Voi non ci date l'accesso. Da bravi ritardatari proveremo. Andiamo qua, vediamo se riusciamo a segnare il leader. Neanche loro hanno leader, sono stati più stupidi di noi, se era possibile. Allora, dovremo dichiarare guerra al Portogallo, essenzialmente, perché con la Spagna non credo che abbiamo casus belli. Ah no, abbiamo la presa di Cadice. Ah, interverrebbe Savoia? Però voglio fare una guerra direttamente a Savoia, per la Savoia. Qual è la coalizione che non me la ricordo io? Perché abbiamo sti malefici. Però non sono tanti. Svizzera. Tra l'altro con loro abbiamo un trattato. Boh. Genova, Savoia. Potremmo, Perché il mio piano è vassalizzarli, ma insomma entro quest'anno facciamo una guerra. Facciamo una guerra e poi prenderemo 2 province sole, Cuneo e la Liguria, e poi le altre le vassalizzerei io più avanti. Abenaki. Cos'è Abenaki che non me lo ricordo? Concede sconfitta. Dove siete? Abenaki. Ah, siete voi. Beh, di sicuro la pace la dobbiamo fare con voi. Potrei annettervi? Perché no? Non avete soldi? Chi non ha soldi paga in altro modo. No, però volevo Abenaki. Sì, non avete proprio un centesimo. Se annessi, vi annetto. Ah, però costa, accidenti. Perché costa? Qui dice 0, lì dice no. Vabbè, no, se costa meglio non spendere soldi per questi sciocchi. Consiglia anche lui la sconfitta? Vabbè, concedetemi sta maledetta. No, vabbè, allora aspetto la vostra prossima proposta, perché mi serve il diplomatico. Ecco, è finito la tregua. Non so bene a chi dei due dichiarare guerra. Conquista di Cadice? No, forse è meglio il Portogallo. Non abbiamo purtroppo casus belli colonialistici. Sarebbe questa la cosa. Però purtroppo non abbiamo. Vabbè. Allora, fatemi capire, io ce li ho come rivali? Sì, il Portogallo sì. Ok, allora dichiariamo guerra. Carissimi, allora noi ci prenderemmo l'Algarve, ma sì, prendiamo l'Algarve. Però in effetti è un po'. Non abbiamo ancora integrato l'Andalusia. Vabbè, vediamo se i francesi ci aiuterebbero. No, non ci aiutereste, malefici. Come mai? Non ci aiutano. Come non ci aiutano? Fatemi capire. È un bel problema se non ci aiutano i francesi. Dovremmo probabilmente tra l'altro non abbiamo qui la flotta. Abbiamo qua. E mi sono dimenticato pure di dare il leader.
come va? Non si è ben capito ancora. 46. Beh, stiamo vincendo. Allora, non sappiamo bene perché non ci aiuterebbe. Contro la Spagna? Con la Spagna invece sì. Portogallo no. Però avremmo anche la Savoia contro. Non avevo voglia di richiamare i Savoia. Beh, ma se dichiaro guerra al Portogallo va a finire che la Spagna entra in guerra. Sì, meglio dichiararla subito sta guerra perché non ho voglia di perdere altro tempo. L'unica cosa... Sarebbe stato meglio avere due armate qua. Vabbè. Non si può fare tutto. Qui non ho più controllato che cosa stessero facendo. Vabbè, forse non è il momento più vantaggioso per dichiarare sta guerra, ma io credo che una volta che entri, davvero spero, anche la Spagna in guerra, dov'è la costa berbera? Ok. Penso che adesso la Francia non ci vuole aiutare, perché stiamo combattendo in un'altra guerra. E che è? Vabbè. Abbiamo esaurimenti... Ah no, è lei che l'ha... Forse se finissimo la guerra con costoro invece ci aiuterebbe. È un po' un problema in questo caso che non ci aiuti perché... Ma tra l'altro prima diceva che ci aiutava, adesso entra anche la Savoia, fammi capire. Il problema siete voi. Però voi mi siete pure utili. Non c'è religione in tutto ciò. Affonda sta maledetta. Quelli sono già in Andalusia. Questi li abbiamo affondati, anche se non è stato gratuito. Vabbè. Ci siamo presi una nave, Savoia è entrata, maledizione. Allora, dobbiamo fare pace con questi qua. Allora, qui mi stavo dimenticando. No, qui non facciamo in tempo, tra l'altro. Mi sa che non facciamo in tempo in nessuno dei due. Che balle. 40.
No, non facciamo in tempo. Si tengo alla cultura spagnola. Mm, vabbè, facciamo così. Voi siete proprio sicuri, che nelle attuali condizioni non ci aiutate? Eh, Tra l'altro poi si pareggerebbero le... Beh, insomma, non so neanche se basterà tutto questo a convincerli a partecipare. Ma non posso dirgli di partecipare solo a una guerra. Oppure dovrei fare pace con gli inglesi. Meglio di fare pace con gli inglesi. Ho la stessa voglia. Cioè, no, non c'è un paragone in realtà. Non ho proprio voglia. Iniziamo a prenderci questo. Allora, qui ci arriva in quanto tempo? Allora, mm, che razza di tempo, non so se provare a mandare un colono. 200 giorni sono... E purtroppo, dato il tempo, sono 7 mesi. Probabilmente non ce la facciamo per un mese, ma neanche per un mese, per una decina di giorni. Ok. E naturalmente questo crea grave... Richiamiamo questo. Richiamiamolo. Ci proviamo. Allora, non so se mandarlo qua o qua. Ma proviamoci, dai. Proviamo a mandarli dappertutto, sti qua. Allora, dove sono gli altri? Siete qua. Tu hai il 44%, tu un po' di meno. Allora mandiamo a te. Grandi, ce l'abbiamo fatta per un giorno. Qui ce la facciamo. Allora. Qui ce la dovremmo fare. Qua... Dubito. Ok, siamo in gravi perdite economiche a causa di questa minchiata. Allora, l'Andalusia. Eh, mm. Io non so neanche che... Allora, forse il modo più sicuro per uscire dalla guerra è non combattere più quella contro gli inglesi. Ma questi hanno già una colonia. Io devo distruggergliela la colonia, se voglio far pace con gli inglesi. E poi non ho voglia di far pace con gli inglesi, tra parentesi. E quindi... Però non posso nemmeno lasciare che questi portoghesi assedino impunemente. Allora, devo fare qualcosa. Inglesi e francesi. Mm.
Andrà a finire che faremo 1000 paci qua. Quando io non ho nessuna voglia di far pace. Accidenti. Che alleanze avete voi? Bretagna va benissimo. Allora, non posso neanche chiederti niente, capite? Ecco, lascia perdere le Bermuda. Queste. Ah, ma mi costa, quindi non me ne frega niente le Bermuda. Allora, pa, pa, pa. Ah, qui hanno creato il Brasile cosmopolita. Vabbè, bravi. E state procedendo a sud. Questi qui mi vanno chissà dove. Io non volevo che andassero molto lontani, ma mi sa che mi tocca. Allora, qui è una scelta un po' difficile. Intanto facciamo questo che non è difficile. Ah, bene, qui austriaci vi prego, contrastate gli spagnoli perché... Ah, mio Dio. Sti spagnoli. Eh. Allora, fatemi un giro un po' diverso voi. Allora, però, no, scusate. Devo decidere cosa fare. Ma qualcosa dobbiamo trovare. Però la crociata mi dà troppi effetti positivi. Mm. Potrei anche tentare quante di cavarmela da solo. Che follia. Allora, la Spagna. Ma potremmo, davvero, no? Una buona volta provare a cavarcela. Non sono grandissimi i loro eserciti. Sono impazzito? Sì, sono proprio impazzito. Non si sa bene cosa voglia fare. D'altronde... Non voglio far pace. Più che altro è stupido, non posso chiedergli di accedere a una guerra senza accedere anche all'altra. Faccio bene a chiederglielo già prima di accedere all'altra. Che stupidaggine, ma è questa? D'altronde non ho neanche la minima intenzione di far pace con loro. L'unica cosa è far pace con gli inglesi. Però non devo neanche lasciargli finire impunemente questi. Tra l'altro qui sono cattolici e portoghesi, maledetti. Va bene. Ma proviamo a cavarcela da solo. Cosa ce possiamo fare? Siamo impazziti, ma ci mancavano i ribelli. Allora, mandiamo in giro sti diplomatici a sto punto, non so. Treviri, ah, carissimo. Tu cosa ci deve? Trattato con l'Inghilterra. Che cavoli me ne frega di tutto ciò? Allora, il 9. Io aspetto che si ricarichino un po'. Qui una flotta russa. Prima volta che vedo una flotta russa. Qui. Ahimè. Boh. Oh, bene, qui abbiamo vinto. Ah
no, qui è vero, se insorgessero i nativi sarebbe un miracolo, quindi stai pure qua tu. Sarebbe positivo per assurdo. Qui abbiamo chi cavoli abbiamo? No, vabbè, non è un problema. Allora, l'Andalusia, dobbiamo liberare l'Andalusia. Ecco, questo sarà il nostro... Ecco, quindi Savoia possono anche andare a quel paese in realtà. Noi dobbiamo liberare l'Andalusia. Però ci serviranno delle navi a trasporto. Gna. Più o meno. No, non è vero, andiamo via terra. Oh, oh. Sì. Non è pazzo andare via terra? No, non lo è. Allora. Forse ci conviene reclutare però... Purtroppo però ci sono ancora queste truppe antiche proprio. Allora, dov'è il nostro... è sempre qua. Tu. Tu non mi servi qua. Francesco Gonzaga, fammi... qua. Sale... Ciorotega, sale. Vabbè, sale. Non lo odio il sale. Allora, cosa serve il sale? Fatemi capire. Può essere utile? Sì, può essere utile. Allora, noi commerciamo un po' in tutto, ma non ancora in sti cavoli di beni utilissimi. Qui potremmo creare delle pretese. Potrebbe essere utile. Allora io direi di richiamare già uno di questi. Allora, Abenaki, cosa ci dai? Sconfitta, hai detto. Vabbè, alla fine l'accettiamo, sta sconfitta, abbiamo detto. Ecco, andremo a attaccare la Guardia Reale. Penso. È arrivato un diplomatico, bene. E il diplomatico lo usiamo per chiedere tutti i soldi ai PECO. Possiamo usarlo per questo. Vabbè, dai, facciamo sta pace. Il governatore della Colombia è praticamente morto di colpo. No, però volevo vedere un po' la situazione colombiana. Ok, la cultura va benissimo, quindi usiamo un burocrate. Sono stati già lombardizzati. Va bene, allora, per questo episodio è tutto. Speriamo davvero che anche senza l'aiuto dei nostri carissimi e importantissimi alleati riusciremo a concludere qualcosa. Questa musica molto grave rende molto la difficoltà della situazione. Ok. Qui io direi di provare l'assalto. Vabbè, ma lo scopriremo nella prossima puntata. Portogallo? Il Portogallo è una successione disputata. Cavoli. Vabbè, no, non possiamo farci niente. Più che altro dovremmo trovare delle armate a mandare in Spagna, che non esistono attualmente. Potrebbero esistere in America, però. Qui pare che non ci siano armate, scusate, armate inglesi. Ci sono queste.
Cavoli, questo è un bel esercito. Al completo. Gli Irochi stanno occupando il Canada, ridicolo. E sì, io direi che è proprio questo quello che ci conviene fare, mandare questo esercito indietro. In questo momento non ci serve qua, quindi sperando che non ci siano ribellioni qua. Invece ci sarebbe utilissimo in questa altra posizione. Anche perché non so per quanto potremmo resistere. Allora, ci servono anche alcuni mercenari. Io direi di costruire in Tirolo questa. Che ci dà anche un sacco di manodopera. Allora, quali sono quelle che danno più manodopera? Le baracche? Baracche. Vabbè, sarebbero accampamenti. Già, quindi costruiamo pure 2 di queste baracche. E vabbè, siamo belli ricchi, grazie alle varie rapine che abbiamo fatto. Ma sì, dovremmo reclutare dei mercenari ancora una volta, maledizione. Più che altro mi dispiace non poter reclutare truppe all'avanguardia, questo è davvero assurdo. Ancora reclutare sono davvero più arretrate di tanto, quindi è stupido, però che ci posso fare io? Non ho altre truppe. Vabbè, ci vediamo al prossimo episodio comunque. Alla prossima!